Ciao a tutti, noi siamo le Fadis Neris e state ascoltando Misteri dal Friul, la serie podcast che indaga sui delitti e i misteri del Friuli Venezia Giulia. L'onda della morte, il disastro del Vajont. Episodio 2, la diga del disonore. Nel 1959 la diga è praticamente finita, ma i dubbi persistono. Il geologo che aveva collaborato con Semenza, Francesco Penta, nota sempre più di frequente dei solchi nel suolo delle montagne ed esige di vedere la perizia geologica. Ma quale? Ah già, non era mai stata fatta. Penta ormai ha 90 anni e certamente non può mettersi a picconare le rocce su e giù per i monti a quell'età. Poco male, richiede l'intervento di un luminario della geologia, l'austriaco Leopold Müller. Il geologo austriaco non impiega molto per giungere alla scoperta che tutti ormai temono. Nel corpo del monte Toc abita una gigantesca frana, profonda 100 metri, con uno sviluppo verticale di oltre 600 e lunga 2 chilometri. Pensate che ad avvalorare la tesi di Müller vi è perfino il figlio dell'ingegnere responsabile della costruzione della diga, Edoardo Semenza, un giovane geologo che non trarrebbe di certo un guadagno personale dall'abbattimento della diga costruita da suo padre. Eppure anche lui lo dice. Sotto quel monte giace una frana millenaria che non aspetta altro che iniziare a muoversi. Non può essere. Sono stati investiti troppi soldi, troppi materiali, ormai è già tutto pronto. Inoltre, quella diga ora è sotto gli occhi di tutti. Sì, perché i giornali ne parlano entusiasti. Sarà la punta di diamante dell'ingegneria italiana. Permetterà all'Italia di partecipare e vincere le grandi gare d'appalto internazionali. Sarà il trampolino di lancio per ottenere il riscatto del nostro paese davanti al mondo intero. Che figura ci faremo? Torneremo a essere lo zimbello degli Stati Uniti e delle altre potenze. No, non esiste che ora si torni indietro. Si richiede dunque la perizia di un altro esperto, il geofisico Pietro Caloi, che, stipendiato profumatamente dalla SADE, stila un rapporto a dir poco incoraggiante. Secondo Caloi, il monte Toc poggia su un solido substrato roccioso ed è per questo destinato a rimanere immobile. Inutile dire a quale perizia fa fede la società di costruzione. Nel 1959, l'abbiamo detto, arriva la commissione per il collaudo, che anziché esaminare di persona il cantiere, si limita ad approvare la scheda tecnica stilata dalla stessa SADE. Sembra essere tutto a posto, si dice la commissione, si proceda con l'acqua. Nel 1960 inizia la cosiddetta prova d'invaso e il bacino idrico viene riempito. Che cos'è una prova d'invaso? Semplicemente un collaudo. Si riempie la valle di acqua e poi l'acqua si toglie, per verificare come abbia reagito la struttura. Certo però che mettere e togliere ripetutamente quella mastodontica quantità d'acqua è un bel dispendio di energie e soprattutto di tempo. E sì, il tempo è sempre il peggior nemico degli appalti. Bisogna fare le cose di fretta, ogni giornata in più di lavoro sono costi vivi, stipendi degli operai, dei tecnici, materiali, accertamenti. Ecco che allora l'acqua non viene tolta. Con le piogge aumenta e arriva a toccare l'inizio della frana descritta da Müller prima e da Edoardo Semenza poi. Nella valle cominciano a sentirsi i rombi pesanti provenire dalla montagna. L'acqua sul versante del monte Toc è torbida perché sporca di tutta la terra che si sta portando con sé. Il 4 novembre 1960 un enorme cumulo di rocce si stacca dal monte. La SADE fa immediatamente recintare la frana, ma ormai l'hanno visto tutti. Come puoi pensare di occultare una cosa che è avvenuta a 600 metri di altezza? Lo scenario è incredibile, l'intera cima del monte Toc è slittata verso il basso di almeno 1 metro. Tornano nella valle gli esperti geologi,
e non possono che dare ragione a Müller, ma ormai è troppo tardi. Con i soldi investiti non si torna indietro e la parola la prendono gli ingegneri. Se la montagna è destinata a cadere, che cada. Tutto ciò che si può fare è studiare una strategia per limitare il più possibile i detriti che cadranno nel bacino idrico, così che non si alzi l'onda che 2 anni prima aveva trascinato in fondo al lago il povero Arcangelo Tiziani. Facile a dirsi, ma come fai a fermare la cima di un monte che ogni giorno slitta qualche centimetro più in basso verso le case? L'unica soluzione per salvare l'impresa è costruire un enorme tubo nel bacino del lago che scarichi una porzione di acqua nei pressi del monte Salta, che, a differenza del Toc, sembra essere sano. Quindi costruire di nuovo. E i paesi alle pendici del monte? Beh, ormai dovreste aver capito come vanno le cose. Costo dell'intervento 1 miliardo di lire. Approvato. L'acqua viene rimossa e si inizia a costruire il cosiddetto tubo di sorpasso. Arriva poi l'inverno e il freddo ha fatto ghiacciare la frana, che ormai sembra immobile, e, siccome non c'è peggior cieco di chi non vuol vedere, la SADE si dice che l'emergenza è rientrata. La frana da diversi mesi è un gigante quieto che dorme, peccato che prima o poi si risveglierà. Infatti arriva l'estate, il tubo di sorpasso è pronto, è stato costruito in tempi record, ma ora è pronto. Si riempie di nuovo il bacino idrico, si facciano nuovi collaudi. La SADE, in quei mesi, ha più fretta del solito. Da qualche tempo in Italia, infatti, si parla della cosiddetta nazionalizzazione delle società idroelettriche, un vero e proprio incubo per la società privata che ora rischia di non riuscire a terminare il progetto in tempo. Ancora una volta, quindi, le autorizzazioni non servono, non c'è tempo. Per provocare piccoli distacchi controllati, dalla gigantesca porzione di frana, che ora col caldo ha ripreso la lenta ma inesorabile discesa, viene riempito il bacino oltre i livelli prestabiliti per poi essere svuotato rapidamente. Questo continuo rapporto eccesso di acqua e deprivazione della stessa avrebbe dovuto far sgretolare piano piano le componenti più esterne della frana. Invece no. La frana rimane possentemente compatta mentre la roccia bagnata dall'acqua, quella che non si vede, continua a marcire. Nel mentre muore l'ingegnere Semenza, a cui subentra il suo vice, l'ingegnere Alberico Biadene. Non ha dubbi, la situazione che si è trovato a governare è grave. Se dovesse succedere qualcosa ora, ci andrebbe di mezzo lui. Bisogna infangare quante più prove possibili. Nel 1962 accede al centro di controllo e obbliga i sismologi a non riportare proprio tutte le scosse di terremoto che si avvertono dentro il monte, ma solo quelle degne di attenzione, altrimenti contribuiscono a creare panico inutile. Non c'è bisogno di allarmare il ministero. Le scosse intanto sono sempre più frequenti e si avvertono fino al paese. Le pareti delle case tremano, si stacca l'intonaco dai muri, la gente ha paura. I carabinieri di Erto denunciano il fatto, ma la SADE li tranquillizza. I sismografi della diga non hanno registrato alcuna scossa, chissà perché. Io sono Elena Spagnolo e avete ascoltato la seconda puntata de L'onda della morte, il disastro del Vajont. Podcast realizzato dalle Fadis Neris. Scritto da Beatrice Del Zotto. Montaggio a cura di Elena Spagnolo e Asia Azzano. Regia di Elena Spagnolo e Asia Azzano. Introduzione musicale a cura di Sara Santoro. Un ringraziamento ad Alexander Edwards. In coproduzione con il Digital Storytelling Lab, Università degli Studi di Udine.